Benvenuti a tutti. Certamente parlare di fronte al tuo paese è sempre molto difficile, infatti è talmente difficile che parlerò in sardo così mi viene anche bene. Chiedevamo, questa è la prima domanda che la gente non deve fare a noi e che noi dobbiamo fare. Noi siamo gente normale, noi siamo una famiglia, abbiamo un figlio, abbiamo un travaglio che non ho garanti di arrivare quasi a sapere su esse. Abbiamo un figlio che si sono bocchende per il suo travaglio e non lo riescono ad andare avanti, non hanno una prospettiva, non hanno un futuro. Abbiamo un figlio che sono in scuola e vieni cercata a sala quando figlia mia nata maestra io voglio fare l'architetto, no? L'architetto lo fanno i maschietti, cioè siamo ai gusti, siamo ancora a dai secoli, noi non possiamo permettere di essere qui a dai secoli, noi dobbiamo pensare a dei nati, noi dobbiamo essere curiosi che in questo momento non che brinchiamo su ad esempio del soldato, che noi dobbiamo usare in mente che dobbiamo figlio nostro, cioè per noi dobbiamo raggiungere un obiettivo che è quello di fare tutto meglio. Perciò noi siamo su gente che lavora, noi siamo su gente che in noi 38 anni fa che del momento che in questa sala, proprio in nome, abbiamo chiamato un missionario che fu in Nicaragua in questo momento. Lei ha presentato lei. E andava a un stesso punto, no? Su Vangelo non battaglia più e hanno detto le altre armi. In questo momento, proviso fu giusto a fare questo. Secondo me in questo momento è giusto per noi di non porre tutto un pare che questo può essere su chi cambia da sua vita nostra, su chi care e su non porre tutto un pare, ma non a decidere noi dobbiamo decidere tutto un pare, noi dobbiamo usare questa, come si può dire, questo modo di governare che è questo della partecipazione. Chi è più di questa gente dice come si deve incidere. Satradie Gentiloni è nato, ma fosse prosa TAF, no? Forse abbiamo sbagliato. Cioè, abbiamo sbagliato. Cioè, da voi che due hanno militarizzato una zona, che hanno molto gente in galera, che ha binato pure mostro, e chi si sente di Naraiala, che con questo tratto di strada, di ferrovia, non pigheria, la battaglia da devondere altra due rottaie, per fare viaggiare in mezzo a gente, no, ai solo si interessa a somigliato, ma sa gente di chi era, it pigheria, e noi tutto quanto li chimus. Noi li chimus che dobbiamo fare, tutto un pare, cosa è la commessa nostra, di non porre tutto un pare. E mentre isos non erano divisi uno contro l'altro, e io non erano tutti omologati, io non erano che noi saltos dobbiamo essere questo che danno la manodopera a fuori, noi siamo questo ruolo su ovale internazionale. E la banca nostra si che la leana, ma si che leana pure paga l'industria che fesuni. Perciò noi non dobbiamo essere che sono altro, noi dobbiamo essere ognuno di pesci, che questo è la bellezza di questo mondo. Io non erano tutti che vediamo in inglese, ma devo fare il satto, questo è esatto che vai in catalano, che vai noi siamo su gusto, se siamo tutti diversi, e questa è la forza nostra. Noi siamo contro la globalizzazione che bocchi di qualsiasi tipo di cultura che non sia da cussa del suo consumismo. Noi dobbiamo creare un progetto alternativo, un nuovo modello di sviluppo. Noi ci dobbiamo volare acqua e noi dobbiamo rappresentare pure prososato, un luogo a noi abbaidare come hanno fatto questo
chi stanno tutto voi. Ma noi possiamo stare, noi siamo su 1,5 milioni e abbiamo ricchezza infinita in noi e non la sanno alleata perché su continuano a non alleare. E su chi non nos hanno alleato hanno fatto in modo che noi abbiamo solo una monocultura. Due cose in Sardegna esportano, in maggior parte, ma due. Una è sul petrolio, che noi sono però in noi non lasciano inquinamento, ma non solo, mi deve pagare più pago energia, invece la paghiamo di più. Un'altra cosa che noi esportiamo è sul pecorino romano. Ne vedo che io lavoro in 9 e lì che l'è su noi se non abbiamo la possibilità di vendere altro tipo di gas. L'altro giorno sul giornale vestito che sono arrivato, sono giapponese e il suo caseificio di Italy, come pare che si comprano tutto. Prima di tutto dobbiamo stare attenti a questo podale giornalistico. Io sono un imprenditore, o lo compro da noi sì, che è più barato. Ma casa se è più barato di un altro luogo, che sia in giapponese o che sia del suo Congo belga, suo padrone, uno si interessa solo di avanzare. Perciò noi invece che dobbiamo essere appena lungimiranti, se sul prodotto nostro dobbiamo chiccare di non lo valorizzare in altro modo, di diversificare, di chiccare altro mercato e soprattutto dobbiamo fare in modo che questa cooperativa in Sardegna si uni e non che ogni cooperativa si dica questo è questa cosa, unidos possiamo fare in modo, ma così in quantità non vi la facciamo dal suo punto di vista economico e di qualsiasi prodotto essere competitivo, ma vi la facciamo sicuramente dal suo punto di vista qualitativo. La qualità è che a noi non deve dare questo in più, e sopra i gusti devono giocare, e sopra i gusti invece non lo fanno giocare, che su pecorino romano lo vogliono produrre in Romania, come nos hanno dimostrato questo cambio, il baldato bene o male, hanno scommesso che Fratelli Pinna ha una fabbrica, una refezioneria e lo paga pure lì, caso pecorino romano in qualsiasi luogo può fare. Mentre invece su pecorino sardo e tutto lo sardo lo dobbiamo fare solo in noi ed è questo che dà a noi sul valore giusto. Perciò noi sì, adesso parliamo su sogniamo, però a parte di sognare che è normale di sognare che sogni e chi vuole questo sogno da che tutto un pare si vuole pure realizzare, però secondo me vado una metafora che può fare comprendere i tesori noi che dobbiamo rappresentare. In Australia parla grande estensione, ognuno ha migliaia e migliaia di ettari di terreno a disposizione per ogni singolo dare. Allora, ma mi pare che altro so fa bufalo se no e paghiamo su gas, no? E paghiamo su mozzarella, beh sempre goiascia in questa zona, una cosa incredibile, no che non qui, la bufala diventa una cosa, e una migliaia di bufale che hanno aiutato a curare, su rimane sono andato tuene, latte quanto vuole sono a giorno, poi ma sei al Sosano, a vedo che comincia là invece su terreno a sacrificare, a non credere più serva e non comprendere l'ite baiala, l'ite vi mancaiala. Secondo me questo ecosistema e questo mondo è perfetto. Vi mancaia su Barrabuso che lei a Samuelda, la stritolaiala e ne vaghia la Salomo sua e questo vaghia in modo di fare greca e torna serva. Cioè noi sì, dobbiamo fare questo, che dobbiamo fare tutta questa ribelle che sta arruinando questa Sardegna e la dobbiamo tornare a fare nascere. Ovviamente non lo possiamo fare noi sì, 8 in 9, ma lo dobbiamo fare tutto un pare, tu che sei sicuro. Grazie.